Tassa di stazionamento per i bus turistici ad Agrigento. Ormai è questione di poco. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato la relativa delibera per far pagare il tributo. Sulla questione intanto interviene l'assessore al ramo Franco Miccichè, il quale chiarisce alcuni importanti aspetti, a cominciare dai punti in cui sarà possibile stazionare. In attesa di stabilirli in via definitiva, afferma l'assessore, i punti di stazionamento dei bus che arrivano ad Agrigento sono previsti in piazza Ugo La Malfa per le visite che riguarderanno il centro città e il piazzale Cugnovela per le visite alla Valle dei Templi. Ho voluto imprimere un'accelerazione all'intera vicenda, ha aggiunto l'assessore Franco Miccichè, predisponendo un'apposita squadra della Polizia Municipale che, coadiuvata da ausiliari del traffico, effettuerà il servizio di vigilanza per riscontrare eventuali violazioni alle disposizioni e quindi comminare le conseguenti sanzioni. Su questo aspetto della vigilanza e della repressione di eventuali infrazioni c'è da dire che arriva come un rimedio auspicato l'intervento dell'assessore Miccichè, considerato che proprio i pullman turistici sono stati i protagonisti per tutta l'estate del caos creato tutti i giorni nel piazzale del posto di ristoro, come è successo nei giorni scorsi con la zona dove è stato quasi impossibile transitare a causa degli autobus parcheggiati in ambo i lati della strada. Una confusione che si spera possa essere superata con l'entrata in vigore della disposizione che istituisce la tassa di stazionamento, il cui pagamento dovrà avvenire esclusivamente con versamento bonifico sul conto della tesoreria comunale o su quello intrattenuto dal comune presso Poste Italiane. Ricordiamo che la tassa di stazionamento è stata sollecitata in modo particolare dal coordinatore provinciale di Noi con Salvini, Giuseppe Di Rosa, il quale aveva votato l'attuazione della norma nella sua qualità di consigliere comunale. Ma è proprio Di Rosa ad intervenire per fare chiarezza sulla formula di pagamento del tributo. Secondo Di Rosa, la determinazione è inattuabile. Il regolamento comunale approvato nel 2014, infatti, sostiene Di Rosa, stabilisce che il pagamento per il rilascio del contrassegno può avvenire anche in contanti o con carta di credito, mentre la delibera oggi prevede il pagamento con bonifico o versamento sul conto corrente postale. È bene ricordare, aggiunge Giuseppe Di Rosa, che le regole le detta il Consiglio Comunale.